Nell'introduzione al suo ultimo lavoro, lei definisce il welfare italiano come fragile, frammentario e coniugato in un'economia non molto robusta. Quali sono le alterazioni e le disfunzioni che caratterizzano il welfare nel nostro paese, secondo lei? Quanto possono essere condizionate dalla cultura tipicamente italiana della famiglia? Il welfare italiano è fortemente categoriale, in parte come i welfare tutti di tipo bismarckiano, quindi anche quello tedesco e francese, ma è un categorialismo peggiorato, diciamo così, dal clientelismo, nel senso che le categorie, più che avere un fondamento nella stratificazione sociale o professionale, hanno un fondamento nella costruzione, verrebbe da dire, a tavolino di clientele elettorali, di bacini elettorali, e soprattutto hanno una giustificazione puramente nel potere contrattuale che hanno potuto sviluppare nel tempo per rivendicare l'accesso a taluni diritti. Il realismo si risolve poi in una frammentazione degli istituti. Prima della riforma Dini non so quante decine di diversi sistemi pensionistici c'erano, e ancora adesso ci sono diversi sistemi molto disuguali tra di loro di protezione della disoccupazione e così via. Ma questa frammentazione produce da un lato disuguaglianza a parità di bisogni o a parità di condizione, per cui c'è bisogno eventualmente di protezione, e dall'altro produce anche buchi, cioè mancanze di coperture per il fatto che non si appartiene a nessuna delle categorie individuate come legittimamente aspiranti a un pezzetto di welfare. Un esempio molto recente è l'invenzione della categoria avente diritto alla cassa integrazione in deroga, che sono un certo tipo di co.co.pro, non tutti i co.co.pro. Quindi nel momento in cui lo Stato, il Parlamento si è reso conto che c'era un problema di mancanza di protezione dalla disoccupazione di coloro, per lo più giovani, ma non solo, che hanno questi contratti di lavoro a metà tra il libero professionale e il dipendente, si sono inventati questa categoria che copre una quota, ma non tutti quelli che sono hanno un certo tipo di contratto continuati con un solo prevalente o unico committente, e quindi gli altri sono rimasti scoperti esattamente come prima. In questo sistema sono singolarmente sprotetti i poveri, perché manca nel nostro paese un sostegno a chi si trova in povertà, un sostegno universalistico che non sia subcategoriale, che non sia esclusivamente locale e così via, e anche le famiglie, cioè il costo di far famiglia, in particolare il costo dei figli, sia come costo di consumo sia come costo di tempo, è particolarmente, le famiglie sono particolarmente poco sostenute, e questo si vede soprattutto nei trasferimenti, non solo nei trasferimenti monetari, ma nei trasferimenti in natura, come si dice, cioè nei servizi. Il settore dei servizi alla persona, dei servizi di cura per i bambini piccoli e per le persone fragili è poco sviluppato, molto frammentato nella sua distribuzione sul territorio, per cui proprio ci sono disuguaglianze e differenze regionali, e addirittura da un comune all'altro nella stessa regione fortissimo, che
fanno sì che il diritto alla cura non sanitaria, il diritto a ricevere cura o ad avere sostegno quando ci si trova nelle circostanze di doverla prestare, non sia in realtà un diritto. Una mia amica norvegese parlava nel suo paese del diritto alla cura come un diritto poco solido nel suo paese, ma nel nostro non è neppure ancora definito un diritto, ecco, perché è affidato alla casualità delle decisioni degli enti locali, senza che ci sia una particolare garanzia minima assicurata e regolata a livello nazionale. Assistiamo a un ripetuto discorso pubblico, secondo cui a monte della crisi ci sarebbe il fatto che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Come si può controbattere a questo discorso? È indubbiamente vero che noi abbiamo un grosso debito pubblico, ma questo debito pubblico non è dovuto a un fatto che abbiamo avuto un welfare troppo generoso. Abbiamo avuto una spesa complessiva, non solo una spesa sociale, poco controllata, a volte pochissimo efficiente. Si pensi alle cattedrali del deserto, ai salvataggi di aziende decotte, anche in recente, quindi sprechi decisi vuoi dall'insipienza, vuoi da logiche puramente di piccolo cabotaggio politico del giorno per giorno. Il caso Alitalia è esemplare da questo punto di vista. Nel momento in cui anni fa poteva essere comprata a buon prezzo da Air France, un finto nazionalismo elettorale ha fatto in modo che non avvenisse, lo Stato ha sborsato tantissimo per fare la famosa bad company e per mandare in prepensionamento centinaia di piloti, e adesso ci troviamo a dover sborsare di nuovo dei soldi per salvaguardare l'Italia. E la cosa che viene detta è proprio, cioè, come dire, ci sono i soldi per fare delle cose che poi non sono così efficienti, o l'altro esempio è l'IMU, cioè l'esonero della tassazione della prima casa, e poi si dice che non ci sono soldi o che il nostro debito è troppo alto e quindi bisogna tagliare, e di solito si taglia proprio sul welfare, cioè laddove certo che bisognerebbe individuare gli sprechi, razionalizzare la spesa, renderla più efficiente ed insieme più equa, ma non si tratta di spendere di meno. Non è vero che il welfare italiano è più generoso di quello di altri paesi, lo è meno e soprattutto in modo più asimmetrico, e soprattutto occorre pensare al fatto che il welfare non è spesa improduttiva, è anche una spesa produttiva, perché produce benessere sociale, produce capitale umano, riproduce, come dire, migliora il capitale umano, produce anche domanda di lavoro e quindi anche effetti economici. Quindi continuare a pensare che lo sviluppo economico, che ci sia solo lo sviluppo economico e non quello civile e sociale, ma anche che il welfare non abbia a che fare anche con lo sviluppo economico, è malinteso. L'esperienza e la sapienza delle donne possono contribuire, e come, a una riforma del welfare, dal momento che sono come sempre le più penalizzate? Possono, se si attrezzano e se vogliono. Devo dire che già all'inizio della crisi alcune economiste non femministe, italiane e anche non italiane, avevano individuato in quello che avevano chiamato il pink welfare una via di uscita dal parziale, non tanto una via d'uscita dalla crisi, ma un modo per traghettare la crisi migliorando le condizioni e non impoverendoci troppo. Cosa intendevano per pink welfare? Partendo proprio dalla quantità di bisogni insoddisfatti, perché la questione è che nel nostro paese lavori da fare ce ne sarebbero tanto, cioè abbiamo tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile, ma ahimè non solo giovanile, altissimi, e
moltissimo lavoro che chiede di essere fatto. Allora, il pink welfare di cui parlavano queste economiste femministe, è uscito anche un'agenda su un sito che si chiama www.ingenere.it, riguardava quasi esclusivamente i servizi, cioè dicevano in fondo se noi investissimo in servizi per l'infanzia, per la disabilità, eccetera, creeremmo domanda di lavoro e quindi aumenteremmo anche la base imponibile e la tassazione senza far aumentare le tasse e contemporaneamente miglioreremmo il benessere della società e delle singole, benessere nel senso del benstare delle persone perché con cure appropriate, eccetera. Io aggiungo che accanto a questo, appunto tornando alla sua domanda, l'intelligenza delle donne non lo vediamo tutto questo lavoro che c'è da fare perché lo facciamo molto spesso noi stessi e vediamo quanto sarebbe necessario farlo in modo più organizzato, più coerente, più efficiente. Io aggiungo che accanto al pink welfare c'è anche la manutenzione più complessiva della società a partire dalla manutenzione del territorio. Cioè noi siamo un paese che si lamenta di non avere abbastanza soldi, poi in ogni disastro basta che piove un po', spendiamo molto di più per riparare, che non è mai restituire com'era. Riparassimo ex post un po' meno, sia nei rapporti umani, nel lavoro di cura, sia sul territorio, investissimo di più nelle più giovani generazioni, facendogli formazione di buona qualità invece che lasciarli lì che stanno cercando un lavoro. Ecco, tutto questo sarebbe molto più produttivo e forse ci renderebbe più attrezzati per pigliare la coda della ripresa economica, se mai arriverà, di quanto non siamo adesso. I dati recenti usciti dall'Ocse, credo, su la bassa qualità delle competenze cognitive non solo dei bambini, ma degli adulti italiani, la dice lunga su quanto noi fossimo poco attrezzati già prima della crisi. Cioè, perché noi abbiamo non solo un welfare, ma in generale un sistema economico e sociale complessivo che investe troppo poco nei propri cittadini, investe troppo poco nel migliorare le loro condizioni di vita, magari eroga qualche sussidio, ma non ai poveri, ma non pensa che valga la pena di investire soprattutto su coloro che non hanno le risorse personali e familiari per provvedere da sé al proprio investimento. E questo ci ha reso un paese depauperato, poco competitivo anche sul piano economico oltre che sul piano sociale, e questo è drammatico.